Dal Gianni Renda di Lamezia, amici di Wisport, un cordiale saluto e ben trovati col campionato di eccellenza calabrese, sesta giornata. Il Sambiase, dopo la vittoria per 2-0 contro il Rende, ospita il Brancaleone che nell'ultimo turno ha perso per 2-1 contro il Gioiosa Ionica. Formazione padrone di casa che si schiera con Giuliani, Perri, Frasson, Strumbo, Schirippa, Manu, Monteiro, Trentinella, Crucitti, Alves, Jalò. Arbitra la partita il signor Carlo Alberto Frangella, sezione di Paola. Gli assistenti sono Fuad El Gork di Rossano e Matteo Ventre, anche lui della sezione di Rossano. Possiamo partire con il film del primo tempo. La gara si apre con un'emozione al minuto 25. Perri riesce a passare per vie centrali, serve Alves che porta avanti il Sambiase con questo mancino che finisce proprio lì all'angolino dove il portiere non può arrivare. Padroni di casa in vantaggio al Gianni Renda. Lì vediamo la staffilata mancina che vale il gol dell'1-0. Festeggia insieme alla panchina Alves quando al 28esimo c'è un tentativo di retropassaggio da parte di Laganà che per poco non vale il possibile 2-0 del Sambiase. Infatti il portiere la mette in area di rigore, Jalò tutto solo fa tremare il palo. Al minuto 31 costretto a cambio mister Morelli, entra Iania, esce Trentinella. Minuto 35 calcio d'angolo di Crucitti, spizzata di Perri per Frasson che di sinistro gonfia la rete e fa 2-0 ancora il Sambiase con tanto di balletto per il raddoppio contro il Brancaleone. Di lì a poco arriverà il duplice fischio al Gianni Renda. Sambiase che conduce per 2-0 con merito contro il Brancaleone. Decidono i gol realizzati al 25esimo da Alves e al 35esimo da Frasson. Inizia la ripresa, minuto 46 si fa vedere il Brancaleone, conclusione da fuori da parte di Montero, non impensierisce Giuliani. Minuto 62 entra Cordai per Alves, minuto 70 entra Scrugli, ancora al 75esimo un pallone alzato per Montero che calcia altissimo nel tentativo di acrobazia molto complicato. Minuto 76 entra Piriz, esce Solomon. Minuto 85 la palla arriva a Perri che cerca la conclusione a giro con il destro, per poco non trova il tris. Minuto 90 entra Morelli, esce Crucitti e poi il triplice fischio al Gianni Renda e vittoria di carattere da parte del Sambiase che regola 2-0 il Brancaleone. Entrambe le reti nel primo tempo, prima di Alves e poi di Frasson. Un cordiale saluto amici di Wisport e come sempre alla prossima.